L'altra settimana di campionato è passata, sembra essere arrivato il momento di dare i primi giudizi con le prime sentenze anche che stanno iniziando ad arrivare, e quale miglior modo per farlo se non con chi compone questo girone, chi compone questa categoria, cioè i protagonisti, e stiamo parlando di direttori, allenatori e giocatori. Perciò eccoci qua ad un nuovo episodio di Calcio Vero. Qui con me si dice un ospite d'eccezione, di solito si usa dire sempre un ospite d'eccezione che quando non è veramente eccezione, ma in questo caso possiamo dire che stiamo parlando di un ospite d'eccezione, e perciò non posso fare altro che salutare il direttore sportivo della Pro Palazzolo, nonché ex giocatore di Palermo, Bari, Foggia, Carrarese e tante altre. Qualche piazza l'ho fatta. Qualche piazza l'hai fatta. Roberto Floriano, come va, direttore? Ciao Nicola, bene, grazie dell'invito. Io sono molto contento personalmente di averti qua. Poi nella piacere. puntata sviscereremo i motivi per questo. Jacopo forse qualcosa sa. E niente, detto questo, poi abbiamo salutato il direttore e allo stesso tempo, come sempre, chiediamo alla chat di commentare, condividere le loro curiosità, che renderemo partecipi nel corso della puntata. Ma poi ci trasferiamo anche al numero 7 dei registi. Stiamo parlando del nostro caro Jacopo. Ciao Jacopo, va tutto bene? Ciao, bene, grazie. Perché dici il numero 7? Perché qua io volevo darti il nome di un set dilettantistico, però ho detto quale miglior modo. Ma avevo detto io il numero 7? Sì, tu me l'hai detto che sono il numero 7 in una delle tante puntate in cui non c'era l'ospite di fianco, a tergiversare. Poi abbiamo dovuto inventarci qualcosa. Vabbè, quando ci inventiamo qualcosa poi si scoprono dettagli della nostra vita. Detto questo, non posso fare altro che dirti però quale numero 7 del calcio dilettantistico ti senti tu, Jacopo? Il calcio dilettantistico. Io ti volevo mettere in difficoltà, è normale. No, adesso su due piedi mi viene troppo difficile. Ti viene difficile. Sì. Vabbè, io te l'ho buttata lì, ora da qua a fine puntata hai Entro fine puntata te lo dico. Hai un'oretta per Entro pensarci. fine puntata, okay. Niente, detto questo iniziamo a parlare seriamente di calcio giocato. Partiamo prima dalla classifica, anche per fare un po' il punto della situazione, e partirei dalla classifica del girone D. Eccola qui. Classifica che vede in testa il Desenzano con 53 punti, Lentigione 52, Pistoiese che insegue a 50, che ieri ha anche vinto l'andata della finale di Coppa Italia contro l'Ancona per 2-0, Piacenza 45, Prosesto 44, Cittadella Vis Modena 42, Rovato Bertovese 38, Pro Palazzolo 37, San Giuliano City 34 con i 3 punti di penalizzazione. Poi fino al Sant'Angelo possiamo dire essere tutto tranquillo e inizia la lotta a salvezza con la Correggese e Sasso Marconi a quota 23, e poi l'Imolese a 21, il Tropical Coreano 18, 16 la Trevigliese e 7 il Tutto Cuoio. E perciò, direttore, vengo da te e ti chiedo un po', visto che tu hai anche il tuo passato, così siamo arrivati, comunque abbiamo detto prima, un momento quasi di giudizio, un momento importante della stagione. Chi è che vedi un po' favorito lì nella lotta al vertice adesso? Vabbè, lotta al vertice, diciamo che ormai si sono stabilizzate un po' quelle 3 squadre, perché Piacenza Prosesto nelle ultime ha perso qualche punticino. Poi è sempre aperto perché sono appunto 5 squadre a lottare, però secondo me il Desenzano, Lentigione e Pistoiese stanno prendendo un po' il via per questo rush finale, anche perché mancano 10 partite, avranno ancora degli scontri, però quelle 3 in questo momento le vedo tra le favorite. Ok, perciò la domanda che arriva subito dopo, un po' le anticipate, se era Piacenza e Prosesto effettivamente ormai le tagli fuori dalla corsa alla vittoria finale. No, poi nel calcio non si sa mai, ecco, quindi è meglio non dire troppo, però sicuramente a vedere la classifica oggi ti viene questo dubbio, insomma, che probabilmente Piacenza e Prosesto sono un po' indietro, a meno che poi davanti sbagliano in 3, è quello il problema, perché ne è una, esatto, sono il numero delle squadre, quindi vediamo, sicuramente sarà interessante vedere chi vince. E nella tua situazione, come abbiamo detto prima, hai avuto una lunga carriera, non so se ti è mai capitata una situazione del genere in cui ti sei trovato magari in una situazione un po' del Piacenza, da Prosesto, e davanti però, e come si lavora durante la settimana, poi come si motiva una squadra che poi effettivamente vede l'obiettivo per magari un paio di partite sbagliate e vedersi allontanare in maniera quasi indistinta. Ma guarda, a me l'ultimo anno che ho giocato, tra l'altro a Desenzano, che siamo partiti un po' non benissimo, ma poi abbiamo fatto tutta quella rincorsa e siamo arrivati alla fine quarti, perché c'erano tante squadre. Secondo me finché c'è speranza bisogna lottare, crederci, e poi non si sa veramente mai cosa succede nel calcio. Io ho sempre l'esempio anche dell'Alessandria, non so se vi ricordate, che era più 13 dalla Cremonese, alla fine ha vinto la Cremonese, e sembrava ormai un campionato esatto, senso unico, e quello ti fa capire che il calcio è imprevedibile ed è bello anche crederci fino alla fine. È un po' come, vabbè, poi è successo parzialmente l'anno scorso con la Leon, che quando era subentrato Ghidelli era molto indietro, molto attardata, era più di doppia cifra, poi per un punto, ma poi comunque è riuscita a ottenere la promozione. Invece, scendendo di qualche posizione, troviamo la tua Pro Palazzolo. Ti chiedo come sta andando questa stagione, e il secondo anno da direttore sportivo, e come ti stai trovando.
Ma no, allora la stagione io la reputo positiva, probabilmente forse ci manca qualche punto per quello che abbiamo dimostrato, ci sono state tante dinamiche particolari durante l'anno, però secondo me la squadra, io sono orgoglioso della squadra perché veramente ha dimostrato in tutte le fasi del campionato di saper sempre reagire, fare grandi partite. Contro le prime 5, tra l'altro, prime 6 abbiamo sempre dato del filo da torcere, esatto, e magari abbiamo perso qualche punto con quelle un po' sotto e è quello che forse un po' ci dà fastidio a noi come squadra, come gruppo squadra, ecco. Poi per il resto noi mancano 10 partite, il nostro obiettivo è lontano, che sarebbero comunque ormai provare a raggiungere i playoff ci piacerebbe tanto, ma per orgoglio personale anche, no? Sia di squadra, perché secondo me poi è dura, perché come abbiamo detto prima ci sono tante squadre di mezzo, però noi ci proviamo e faremo il nostro campionato fino alla fine. Quindi... Ecco, mi volevo soffermare perché hai parlato del fatto che con le big avete sempre ottenuto i grandi risultati, mentre con le piccole magari avete inciampato un po' troppo, e chiedo se c'è un motivo, magari un'idea anche di gioco che c'era da inizio anno, perché comunque le partite, diciamo, un po' più di sofferenza, passami il termine, le avete sempre interpretate molto bene, mentre siete andati magari in difficoltà in alcune volte in cui diciamo c'era un po' più da costruire, perciò se anche un'idea di rosa magari o di idea di gioco. Sì, secondo me ci sono tanti motivi, nel senso che secondo me nel calcio probabilmente noi siamo una squadra che ha gamba e quindi quando c'è da ribaltare l'azione, che magari come hai detto te siamo un po' in sofferenza ma dobbiamo ribaltare l'azione, escono fuori ancora di più le nostre qualità. Probabilmente tante partite dove noi abbiamo schiacciato gli avversari ma poi magari negli ultimi 20 metri siamo stati un po' pigri, non siamo stati bravi a realizzare il gol, perché poi mi viene da dire col tutto cuore magari la sblocchi e poi tutta un'altra partita uguale Trevigliese, invece vai sotto, quindi diventa tutto più complicato e quindi sono state partite che probabilmente meritavamo per quello che abbiamo espresso, ma sicuramente in quella fase lì dovevamo migliorare, ecco. Infatti ci mancano dei punti, poi qualcuno anche un po' per sfiga, perché a San Giuliano abbiamo preso un autogol un po' particolare, ricordo molto insomma, però le prestazioni tendenzialmente contro quelle più forti, forse anche a livello di motivazioni, sai, sono sempre Le partite classiche belle da partite che giocare, si preparano da sole, forse lì esce sempre fuori qualcosa in più da parte dei nostri giocatori. Invece rimanendo nell'ambiente palazzolo, andando un po' a quelli che sono stati gli ultimi giorni, c'è stato un cambio di proprietà improvviso per molti addetti ai lavori e chiedo se è stato anche improvviso per voi che lavorate dentro la Pro Palazzolo e come si è presentato anche il nuovo presidente e come ti stai trovando. Ma allora sì, è stato un po' tutto particolare, nel senso che noi sapevamo, almeno io sapevo, la squadra no, perché giustamente i giocatori devono pensare a giocare e continuare a fare il loro, anche perché poi il nostro presidente Forlani onestamente è quello che continuo a dire, non ci ha mai fatto mancare niente, anzi è veramente una società molto molto organizzata, una società che credo sia pronta anche per la Serie C a livello di organizzazione e il presidente ha fatto questa scelta, non sappiamo realmente i motivi, ma è una cosa che saprà solo lui, insomma, però è arrivata la nuova proprietà. Ci siamo conosciuti, sono arrivati da poco, quindi adesso valuteremo con la nuova proprietà, però sicuramente come ci ha detto anche il presidente Forlani, insomma per questa stagione non c'è nessun problema, per il futuro poi sarà la nuova proprietà a prendere in mano la situazione, ecco. Beh, comunque Forlani fino alla fine diciamo dimostra di tenere a cuore quella che è assolutamente sì, sì, il presidente Forlani è una di quelle persone che comunque nel calcio fanno bene, poi purtroppo non so i vari motivi, si è un po' allontanato, non so, magari anche un po' di delusioni, sai, calcistici, perché ci ha provato realmente in maniera anche economica, tirando fuori tanti soldi. L'anno scorso a gennaio l'attacco era, per un periodo era Arras, Spaviero, Paloschi. Più ne ha, esatto, quindi sappiamo che insomma è un presidente che veramente alla sua squadra non ha mai fatto mancare niente, infatti con chiunque si parla di Forlani che l'ha avuto come presidente, dai giocatori ai magazzinieri, è uno di quei presidenti che
è un peccato se si dovesse allontanare dal calcio. Ecco. Vabbè, sicuramente, sicuramente. E invece, rimanendo sempre sulla Pro Palazzolo, chiedo come si gestisce, poi anche perché da direttore però, soprattutto da uomo che ha vissuto il calcio sul campo da gioco, una stagione in cui è vero il vostro obiettivo sono i playoff, ma vivete una situazione effettivamente tranquilla da diverse giornate in cui la distanza ai playoff comunque è abbastanza elevata, c'è ancora recuperabile ma c'è tanta strada da fare, e i playout invece sono un ricordo lontano, forse che si parlava dopo le prime. Visto l'anno scorso preferisco non parlare di questo argomento, però no, sicuramente 14, sarebbe 5 partite da recuperare in 10, la vedo onestamente un po' complessa. No, però i ragazzi lo sanno, mi è capitato anche parlarne con qualcuno anche singolarmente. Il calcio è uno sport di gruppo, però poi ci va anche il singolare, no? Quindi in questi tipi di campionato dove purtroppo in Serie D ancora i playoff per quest'anno non valgono niente, bisogna avere motivazioni interne e personali, e oltre di gruppo, perché bisogna sempre cercare di migliorarsi, perché arrivare sesti, ottavi, per me, almeno io parlo da direttore, devo prendere un giocatore, comunque guardo anche quella cosa lì. Non è tutto quello che guardo, ma guardo anche quella cosa, quindi sicuramente più in alto arriviamo, più è importante per tutti noi e soprattutto per i ragazzi, quindi chi ha fatto 10 gol ne deve fare 15, chi ne ha fatti 5 ne deve fare 10, e insomma poi abbiamo anche partite che magari noi saremo più spensierati e può essere anche un vantaggio, no? Ok, perfetto. Invece hai parlato di Caravaggio, voglio chiederti anche un po' il paragone, questa è la seconda stagione, il paragone tra la prima e la seconda da direttore, perché magari nella prima si è vissuta una stagione più tranquilla, possiamo dire, per certi punti di vista, dove diciamo, le guide erano certe e sono state quelle fino alla fine della stagione, anche se poi i risultati magari poi alla fine vi hanno tradito, ecco, possiamo dire proprio sul più bello poi. E invece quest'anno magari qualche movimento in più, l'abbiamo detto, il presidente nuovo, il cambio del mister, però comunque è una stagione in cui dall'altro ho fatto campo, tanta esperienza, sì, no, dall'altro Nicola. campo c'è più sicurezza, ecco, magari. Ecco, sì, sono cambiamenti che ho avuto la fortuna di giocare, quindi vivere tanti anni negli spogliatoi, e fa parte del calcio, no? I vari cambiamenti. Sicuramente l'anno scorso è stata un'annata più tranquilla su quel punto di vista, dove comunque anche proprio per storia il Caravaggio non è abituato a cambiare allenatori, cambiare direttori. Palazzolo è una piazza che chiede di più, poi i motivi per cui è cambiato Didu sono più personali che tutto il resto, però è stata una stagione sicuramente dove ci sono stati tanti cambiamenti, mi hanno fatto crescere e mi hanno fatto vedere tante altre cose, però se si è negli spogliatoi da tanti anni, insomma, non dico che è abbastanza normale, ma succede, ecco. Okay. E l'ultima, poi vabbè, Piazza del Sud, nel senso, si spiega più facilmente. Ci sono anche tanti attentati. È stato un clima diverso, Esatto. possiamo dirlo. E invece l'ultima era proprio su Mister Didu, e prima di iniziare poi a presentare quelli che saranno i nostri ospiti, e volevo chiedere com'è il rapporto col Mister, visto che comunque è stata una scelta che penso abbia spiazzato tutti in quel caso, visto che è stata dall'oggi al domani, si può dire. Sì, esatto. No, con Mister Didu ho un bellissimo rapporto, ci sentiamo spesso, credo almeno una volta a settimana, quindi più che spesso. È una persona con cui mi sono trovato molto bene lavorativamente parlando, è una persona che secondo me è un allenatore molto bravo, quindi spero che magari in futuro si possa anche lavorare insieme. Di nuovo. Di nuovo insieme, magari, speriamo. C'è da capire quali saranno i vari movimenti. Esatto. Si sa che il mercato poi in Serie, soprattutto in Serie D, ho notato che il mercato non dorme mai. Poi perché lo permettono le regole. Esatto, purtroppo però, ecco, queste regole secondo me su alcune cose bisogna cambiarle un po'. Riviste. Perché nei professionisti ci sono delle regole, io lo sposterei tutto come nei professionisti, eviti tutto, perché sennò veramente un ragazzo non gioca per 2 partite, il procuratore ti chiama, no ma non gioca, poi lui vuole andare via, poi tanto quell'altro non gioca dall'altra parte, viene da te, insomma no, dai, diventa un po' unico fino a febbraio praticamente. Esatto, poi quando finisce febbraio dici è tranquillo, invece non è mai tranquillo neanche a febbraio. Si cerca di dare una soluzione, però effettivamente condivido su questo, perché rischia di diventare più un problema che altro, ma perché i giocatori stessi magari finisce che in campo non vanno a dare... perché hanno anche alibi i giocatori, perché infatti, non giocando dopo 2 partite voglio andare via, ma il calcio non è così, è fatto anche di sacrificio, di scelte, e bisogna lottare anche per il proprio posto. Anche perché quindi... poi nel professionismo, se tu sbagli la scelta della squadra d'agosto, comunque fino a gennaio te la devi portare, perciò poi non è che da settembre puoi smettere di giocare. Assolutamente sì, Invece infatti è quello, invece in D o comunque nei dilettanti è
è un po' un via vai, infatti, continuo. Detto questo, iniziamo a entrare nel dettaglio, perciò iniziamo a parlare e presentare quello che è il nostro primo protagonista. Stiamo parlando di Mattia Mascanzoni, il centravanti del Progresso. Nel corso di questa stagione si sta mettendo in mostra perché per certi versi è già una delle sue migliori stagioni dal punto di vista realizzativo, classe 2003, 23 presenze, 7 gol segnati e il 30% di partecipazione al gol, ma dietro di me andiamo a vedere i numeri nel dettaglio, che sono i numeri da calcio vero, possiamo dire. È quarto nel girone per expected goal, decimo per expected goal più expected assist, ma il vero dato che secondo me fa la differenza, e poi anche a video andremo a capire qual è il motivo, sono quelli dei duelli aerei. 120 duelli aerei da inizio stagione, è 12° di tutto il girone, perciò includendo anche i difensori che sono quelli più portati ad averli, e quarto negli attaccanti. Di conseguenza una squadra che fa tanto affidamento sulla sua mole di gioco e sulle sue qualità, e infatti andiamo anche a vedere i video. Arriva la regia, ecco, no, c'erano anche lì nello schermino, mister e direttore, comunque lo vedo molto bravo di testa, e almeno quello che ho visionato, questi di 7 gol 5 sono stati di testa, se non erro. Sì, ma sa giocare secondo me bene con la squadra, si muove bene, sa attaccare anche bene a profondità. E un dettaglio che mi ha impressionato parecchio, infatti abbiamo detto l'attacco a profondità, ma anche la ripartenza, perché spesso è il primo, diciamo, attacco del Progresso e la difesa, perché se calcio Maltoni si sgancia a sinistra, Dandini, servito il 13 che apre il mancino, esce Arlanc, poi un'incertezza di Arlanc e Mascanzoni pareggia per il Progresso. Salta Cuomo, apre vie centrali, apre per un compagno ovvero Stellacci, eccolo il suo cross, scavalcato Giuliani e ancora Mascanzoni va a segno, ancora di testa, ancora sul cross. Ed è un giocatore che a me piace. E ti volevo chiedere se effettivamente come caratteristiche è un po' la copia di quella che è la tua punta attualmente. Sì, anche se Minessi è un po' diverso, Sì. ha magari ancora più forza di Mascanzoni, però sì, secondo me potevano giocare insieme, secondo me a due era una coppia che era interessante, anche se poi noi abbiamo Capone, adesso abbiamo Palma, abbiamo Rizza, era comunque un attacco completo, però Mascanzoni era un giocatore interessante secondo me. Detto questo, andrei direttamente allora dal nostro primo ospite, perciò non posso fare altro che salutare Mattia e dargli benvenuto nella trasmissione. Ciao Mattia. Buonasera a tutti. Come va? Tutto bene? Benissimo. Allora partiamo subito, bene. visto che il Progresso sta disputando un buon campionato nella media, anzi forse un pelo sopra le aspettative, visto che è una squadra che spesso va a raggiungere poi la salvezza negli anni, sempre faticando nelle ultime giornate. Invece quest'anno inizia ad avere un gruzzoletto anche di vantaggio sulle concorrenti, e ti chiedo anche com'è la tua stagione, come sta andando, come ti stai trovando in quel di Progresso dopo che la prima metà stagione dell'anno scorso. Beh, sicuramente è un'annata un po' diversa da quella dell'anno scorso, dove abbiamo cambiato tutto lo staff e abbiamo un mister che comunque ci fa giocare molto bene a calcio, abbiamo uno staff di livello e no, non mi sto trovando molto bene, e soprattutto anche per questo cambio di gioco, anche perché i miei compagni comunque mi danno una grande mano a giocare a calcio molto bene. E diciamo che questa è una stagione in cui non eravamo partiti molto bene, abbiamo faticato all'inizio, però dopo abbiamo infilato 5 risultati utili consecutivi, di cui 4 vittorie. Adesso siamo in un momento un po' di mezzo in cui abbiamo pareggiato l'ultima e non siamo riusciti a fare risultato contro squadre a nostra portata, però diciamo che sicuramente essere a più 4 dalla zona retrocessione è una bella boccata d'aria fresca, insomma. Invece dal punto di vista personale abbiamo detto questa è una delle tue migliori stagioni dal punto di vista realizzativo, spero possa diventarlo nel corso delle prossime settimane. Ti chiedo cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa anche nel tuo metodo d'approccio e di lavoro nel corso della settimana, visto che sei comunque un giocatore giovane e magari è semplicemente cambiato qualcosa per essere più attivo e pronto sotto porta. Beh, sicuramente il mister mi ha dato una grande mano su questo aspetto perché prima era un giocatore che magari non attaccava molto la profondità
Invece adesso mi viene proprio richiesto dal mister, anche per caratteristiche che lavorando su ogni minimo dettaglio, anche in estate, siamo riusciti a limare. Insomma, questo è un'arma in più, insomma, che posso utilizzare da qui al mio proseguo della carriera. Detto questo, io passo dal direttore, perché di solito noi abbiamo la rubrica del consiglio del mister, però il mister oggi non c'è, quindi- e ora è il consiglio del direttore, che poi è anche il consiglio di un attaccante, perciò in realtà il consiglio può essere più che utile probabilmente. Ma il consiglio a Mattia che do è di continuare a lavorare forte, ha 22 anni, e quindi ha ancora tanto tempo, di non perdere tempo negli allenamenti, perché delle volte si ha il vizio, no? Negli allenamenti vado a timbrare il cartellino, invece ogni allenamento secondo me è un modo per migliorarsi, anche da attaccante, soprattutto da attaccante secondo me ci sono tante cose che si possono, tanti dettagli che si possono migliorare, quindi di lavorare su quelli e poi il calcio, i risultati arrivano in qualche modo. Mister, però tu l'hai mai timbrato il cartellino, dire ora tu l'hai mai timbrato il cartellino? È capitato quando ero più giovane, infatti per quello dico non perdere tempo, perché da giovane qualche cartellino l'ho timbrato. E quando, ma lì poi come si esce? Cioè, se inizi... Secondo me poi arrivi a una maturità tale, un po', insomma, adesso si parla già, cavoli, dico 20 anni fa, sembra purtroppo 20 anni fa. Sembrava ieri, Esatto, sembrava. era anche un po' diverso, il calcio era visto, cioè non tanto, adesso sei prima un atleta e poi un giocatore, no? Una volta si guardava ancora molto di più magari il talento, io sapevo di avere magari talento e quindi un po'... Te la giostravi, Esatto, ci sguazzavo Non dentro, eri il insomma. giocatore del giovedì, eri il giocatore della domenica. Esatto, e invece poi quando raggiungi quella maturità, secondo me, poi ho avuto la fortuna di fare determinate piazze e quindi l'attenzione, l'adrenalina, ma anche, almeno io, a me piaceva vivere le città e quindi mi sentivo anche quella responsabilità della città in cui ero e la maglia che rappresentavo e quindi di conseguenza, vuoi o non vuoi, alzavo l'asticella. E bisogna farlo a prescindere. Vabbè, Io ho avuto bisogno di qualche anno in più magari. E l'altra invece curiosità che avevo, proprio da attaccante ad attaccante, hai giocato, come abbiamo detto, in piazza 20-30 mila persone e ci sono, diciamo, anche quei periodi in cui, si passano il termine, non la prendi neanche per caso. Cioè com'è che si lavora Ma soprattutto allora io quando... ero un esterno, infatti io tante volte dicevo agli attaccanti vi odio perché appena non fate gol per 2 partite è un dramma. E invece bisogna lavorare semplicemente e continuare e come ti ho detto, secondo me i dettagli poi per un attaccante fanno la differenza, i vari movimenti, conoscere i propri compagni, dirgli anche magari alcuni movimenti dove sei più portato a fare, il modo in cui vuoi la palla, perché insomma anche quelle cose lì, infatti ecco quando si dice ci vuole un po' di tempo, no? Che si conoscono, Sì, sì. ecco secondo me quello è proprio il conoscersi tra compagni che fa la differenza, ecco. Tornando invece da Mattia, ti chiedo, il tuo primo approccio in Serie D è stato con la maglia del Ravenna, una piazza importante, hai condiviso anche lo spogliatoio con giocatori importanti e ti chiedo anche come è stato esordire in una piazza del genere e soprattutto se proprio giocare in una piazza come Ravenna ti ha fatto capire che effettivamente magari serviva un po' più di esperienza prima di tornare in Serie D e giocarla come la stai facendo quest'anno. Beh, sicuramente giocare a casa mia perché comunque io sono di Ravenna, sono cresciuto nel settore giovanile, e ho avuto la fortuna di esordire con questa bellissima maglia e è stato bellissimo. Poi chiaramente davanti avevo giocatori molto, molto più pronti di me che erano sempre disponibili a darmi consigli e aiutarmi nel mio percorso di crescita, che dopo è stato nel separarci a dicembre perché abbiamo avuto un confronto e l'andare a giocare è sempre meglio che scaldare la panchina, tra virgolette, anche se ho imparato tanto in quei mesi. E diciamo che sì, avevo la consapevolezza di dover imparare ancora tante cose e attualmente devo ancora impararne tante perché comunque è il mio primo anno da protagonista, insomma, in questo campionato e insomma è stata una bellissima esperienza, insomma. E allo stesso tempo voglio chiederti, quando si fa poi il passo indietro per andare a giocare in eccellenza, come si tiene l'attenzione alta e si capisce che non è un'occasione persa, ecco, nel senso la D non è stata solo un passaggio, ma effettivamente può diventare comunque un obiettivo e come si lavora per arrivare a riconquistare la categoria.
Sicuramente adattandosi al posto in cui si è, non avendo la presunzione di essere di una categoria superiore, secondo me è fondamentale, soprattutto allenarsi più degli altri, curando quel dettaglio che magari ti può fare la differenza la domenica. Adesso invece arriva il momento di un altro piccolo focus nostro, il botta e risposta, perciò domande rapide e risposte altrettanto rapide, e partiamo subito con il progresso. Con quanti punti chiude questa stagione? Più di 45. Vuol dire è un finale di campionato da una media di 2 punti a partita, è incredibile. La squadra si salva con quante giornate d'anticipo allora? 4. E invece Mascanzoni con quante reti chiude? Non posso dirlo. Il compagno di squadra che merita di lottare per altri obiettivi? Ce ne sono tanti, Ok, però ne dico uno su tutti i Maltoni. ok, perfetto. Invece il compagno di squadra imbattibile la sera, la notte dopo la partita? Non posso dire neanche questo. Sarà fidanzato. Abbiamo provato a buttare la bomba nello spogliatoio. Dove vedi Mascanzoni tra un anno? Spero nei professionisti. Tra 2? Spero nei E professionisti. invece tra 5? Sempre nei professionisti. Ok. E se invece puoi rubare una caratteristica a Roberto Floriano, quale ruberesti? Non mi Beh, conosci, secondo me. sicuramente la rapidità di piedi, Ok. andare più veloce degli altri. E se invece devi dare una caratteristica a Roberto Floriano, quale gli daresti? Non mi permetto di dare caratteristiche a Floriano. Colpo di testa, perché io infatti, la ho domanda fatto dopo- un gol di La domanda testa. dopo era: Roberto, quale ti prenderesti invece? Colpo di testa, perché L'obiettivo stagionale di Mascanzoni come squadra? Ah, la salvezza. La canzone invece che devi ascoltare ogni prepartita? Ne ho tante. Ok. Chi Non te mette, ne la saprei dire una. chi mette la musica nello spogliatoio? Non abbiamo musica spogliatoia, ognuno si ascolta la sua. Ultima, ma non meno importante, il pasto sgarro perfetto dopo la partita. La pizza. Ok, perfetto. Andiamo invece ora con il prossimo turno. Regia, grazie mille. Correggese Pistoiese, Crema Sassomarconi, Lentigione Imolese, Progresso contro... scusate, No, Piacenza, Piacenza. Popolazione... vedi bene però, eh. Sei il primo, è il primo che mi parla. lo so, avevo visione di gioco. Prosesto Tropical Coriano, Sant'Angelo Desenzano, Trevigliese Cittadella Vismodena, Tutto Cuoio San Giuliano City e Progresso Rovato Vertovese. Io vado subito con la domanda sulla Rovato Vertovese, perché è una squadra che in casa è praticamente imbattibile, mentre in trasferta sta regalando spesso punti, e di conseguenza ti chiedo come si intraprende la sfida con quella che si può dire a tutti gli effetti essere una delle sorprese del campionato. Sì, diciamo che anche quando ci abbiamo giocato in casa loro abbiamo subito notato la voglia di giocare a calcio e l'intensità con cui lo fanno. Ecco, e noi speriamo che perdano punti domenica, però si affronta come una battaglia, perché quando non la puoi vincere magari dal punto di vista del gioco devi tirare fuori qualcosa in più, e che qualcosa in più deve essere la voglia di non perdere, ma soprattutto di vincere contro una squadra che a tutti gli effetti è una sorpresa del campionato. Io con Mattia sono a posto, perciò lo posso salutare e ti ringrazio, ma prima di salutarti ti voglio chiedere qual è il risultato esatto della partita di domenica. Questo almeno me lo puoi dire, dai. Questo sì, dai, 2-0, doppietta Mascanzoni. Ecco, allora ci esponiamo anche sugli obiettivi poi futuri in questo caso. Grazie mille Mattia, ti auguro una buona Grazie, serata buona e buona serata. fortuna Ciao, per il buona match di serata. domenica. Ciao, ciao. Restando invece sempre sul prossimo turno, la Pro Palazzolo Va a Piacenza. giocherà contro il Piacenza, una gran partita. Sì, è una bellissima partita, la stiamo preparando come tutte le altre, perché poi non siamo noi che prepariamo chissà che cosa, nel senso che ogni partita vale sempre i 3 punti, però sicuramente andare al Garilli contro una piazza storica come Piacenza è sempre bello, e secondo me le motivazioni vengono in automatico. All'andata abbiamo vinto, quindi insomma saranno avvelenati, poi loro hanno un obiettivo più grosso del nostro, però noi faremo la nostra partita. E ti chiedo qual è lo stadio che più... perché Garilli comunque nel nord Italia è uno stadio che ha il suo fascino, vero che esteticamente magari va un po' migliorato Nel nostro girone dici? ma in generale comunque è lo stadio che più ti è rimasto anche nel cuore, ecco.
Allora, nel cuore è Mantova perché ci ho giocato, ho fatto 19 gol a Mantova, quindi è uno stadio che porta bene. No, però... Architettonicamente poteva essere... bruttissimo, ma per me era bellissimo. E al nord... ci sono tanti al sud che sono belli, capito? Però tra poco arrivo, guarda. No, però anche, vabbè, io dai, Alessandria e Mantova sono quelli che ho giocato al nord, che sono tutti e due bei stadietti, quindi... Sì, sì. Però il Garilli sì, sicuramente è grande, un po' dispersivo. A Monza anche ho giocato, ma anche quello è dispersivo, cioè non sono stati Barbera Sì. che è Era attaccato un e catino. molto più Una sola bello. partita ho visto al Barbera ed è stato un Bari-Palermo, cioè un Palermo-Bari di Coppa Italia inizio 2015-2016, mi ricordo soltanto Monachello davanti al portiere sbaglia, perché io sono origine del Sud Italia, perciò un po' simpatizzo per il Bari, e Monachello davanti alla porta sbaglia, 119esimo fa gol il Palermo, mi sfugge il marcatore, però è neanche rigori. Se ti sfugge il marcatore Nicola, però è inutile raccontare tutto. No, ma era molto deluso, perciò ho detto ma non voglio ricordare, perché poi sembrava essere fatta per i rigori e di colpo ti trovi 119esimo ad agosto perché sei visto con penso 35 gradi a Palermo, perché si visto fa caldo di 90 solito. 90 minuti più 30 di partita. Poi piccolo dettaglio, gli scalini del Barbera di Palermo sono sfalsati. E lo so, io ero in campo, non me lo vedevo. però sono sfalsati, un sacco di gente cadeva mentre saliva le scale, perciò era molto divertente. Vabbè, detto questo, cerchiamo di esulare diciamo dalla serie di un secondo, come abbiamo detto prima. Tu in Palermo-Bari sei stato marcatore da ex sul rigore e in quel caso non hai esultato, però Palermo-Bari rigore, poi ho segnato due volte contro il Bari. Da ex. Da ex. E il punto è che volevo chiederti proprio, vivendo ex, noi abbiamo avuto qua Mister Melosi qualche settimana fa e ci ha detto, aveva fatto un po' il suo sunto e aveva detto il gol se si fa si esulta, però in quel caso tu la prima volta soprattutto non avevi esultato. Sì, ma a me è capitato anche fare l'ex Foggia Bari, insomma ne ho fatti un po' però secondo me, almeno io sono dell'idea, se hai vissuto veramente una città, una tifoseria, una piazza, ci sei stato bene, ci sta a non esultare, in senso che ognuno la vive a suo modo. Io magari non ero neanche uno che aveva delle grosse esultanze, quindi non mi sembra, cioè non esultare in quel momento non era mancanza di rispetto, era magari proprio ricordare il momento di quello che ho vissuto in passato, che non me lo dimentico fondamentalmente. Quindi io no, tendenzialmente contro le mie ex ho cercato di evitare, insomma. Adesso ti facciamo fare una piccola classifica perché abbiamo parlato del Sud Italia, perciò tra Palermo, Foggia e Bari come attaccamento alla piazza, tanto rimane qua, siamo al nord, non è che arriva giù. No, arriva dappertutto. Arriva dappertto, dici, allora non è un problema. Però no, allora ti dico, li metto per ordine, ma semplicemente perché a Palermo ho vinto 2 campionati, a Bari 1 e a Foggia purtroppo ho perso a finale playoff. Nonostante possiamo dire e abbiamo vinto la Coppa Italia. Però sono stato veramente bene in tutte e 3 le piazze. Magari il Foggia mi ha fatto crescere tanto a livello calcistico perché ho avuto De Zerbi. A Bari è stata una piazza dove comunque con una presidenza particolare, poi un campionato che veramente abbiamo giocato, cioè abbiamo vinto abbastanza semplice, poi c'era gente a cui sono ancora molto legato come Di Cesare, Brienza e Palermo perché comunque vinci 2 campionati, fai la scalata diciamo, perché poi anche lì sono ritornato in D, fai la scalata e quindi vuoi o non vuoi, poi secondo me Palermo è anche l'ultimo ricordo più bello perché comunque sold out dello stadio, i playoff che prendono una piega favolosa, magica, quindi vuoi o non vuoi quello è l'ultimo ricordo, ma in realtà sono stato anche molto bene a Bari e Foggia, io veramente ho bei ricordi e ho avuto la fortuna che la gente mi ha sempre apprezzato, quindi questa è una cosa che fa piacere. Se ti dovessi chiedere invece un aneddoto di Roberto De Zerbi? Ma il mister era il primo Roberto De Zerbi. Sì, esatto, era il secondo anno che allenava a Foggia. Lui tra l'altro mi ha voluto veramente a tutti i costi, cioè fiori a mia moglie per convincermi. Questa è già una piccola perla, ma lui veramente è malato di calcio. Cioè io penso che dopo 3-4 allenamenti dissi a mia moglie arriva tra i 3 migliori al mondo. Cioè, perché vedevi che era diverso dagli altri. Anche nella sua pazzia, nella sua follia, però veramente conosce il calcio nei dettagli e il suo modo di voler trasmettere calcio veramente fino al minimo dettaglio. Poi
gestione, non gestione, quelle sono cose extra, perché poi a Marsiglia magari qualcosa è successo, però come allenatore di campo sicuramente lui, Baldini, sono quelli che insomma mi hanno insegnato di più, insieme a Stroppa, ne ho avuti tanti allenatori, sono stato fortunato. Infatti. Però è un po' come quando vedi quel giocatore, sai che ha un altro passo, no? Che va a un altro ritmo, lui in termini di Sì, allenatore... poi era giovane, quindi lo vedevi quell'entusiasmo, quella voglia. Sì, ma lui anche adesso lo vedo, ha proprio questa passione assurda nel calcio, cioè io dico sempre è un ultra che capisce di calcio, cioè capito, ha questa passione smisurata, ma poi quando parli di calcio ti apre il mondo. Allora così parti un passo avanti, perché poi alla fine prima di tutto ti deve piacere quello che fai. Sì, quello sì, ma lui è ossessionato cioè io mi ricordo, non so, Foggia, ci allenavamo la mattina, passavi pomeriggio dallo stadio, c'era la macchina, andavi a cena, tornavi dalla cena, c'era la macchina, cioè dicevi, cioè viveva allo stadio, sì, praticamente mangiava, pranzava. Invece ultima curiosità prima di passare al girone B, e qua torniamo su un argomento che in realtà è già di Serie D, è trito e ritrito, e la regola dell'under, che secondo te se effettivamente è una regola che dà una mano. E ora ti do anche l'esempio, perché Nannini e Turi, che comunque sono stati giocatori che hanno fatto tante presenze, un Bari che ha vinto il campionato con tante giornate d'anticipo, non giocano più. Sono usciti fuori Quagliata, Langella, Piovanello, Marfella che fa adesso ancora il terzo a Bari. Ecco, e quello ti fa capire che comunque secondo me è un giovane, se è bravo gioca. Poi è chiaro, cioè bisogna avere comunque una politica, no? Io dico sempre, sei Bari, Palermo, Foggia, hai disponibilità economica, ma perché c'è anche tifoseria, c'è gente allo stadio. Sei società più piccole, vuoi o non vuoi, comunque utilizzerai sempre più giovani, perché proprio a livello proprio economico. Ma se io voglio fare una squadra super forte, senza giovani, saranno fatti miei, in senso. Poi se il giovane tanto è bravo, l'Angella, il Piovanello, io ho giocato con Lucca, Felici, che erano under, sono arrivati. Cioè, e non era perché giocavano, perché Felici aveva fatto bene all'andata, Lucca non giocava in D, è vero che era arrivato a gennaio, ma i primi 2 mesi... Lucca è un giocatore che dà tutto, da niente, di solito nelle piazze in cui... Allora io l'ho vissuto, appena l'ho visto ho detto arriva in Serie A, ma proprio per qualità fisiche anche. Il classico giocatore vedi, dice se questo finisce a giocare in D, dice c'è qualcosa che non va. Qualcosa che non va, però capisci che poi alla fine lui in D non giocava, eppure è arrivato in Serie A. Perché poi il percorso lo devi creare. Secondo me obbligare delle volte può anche illudere un po' i ragazzi, perché magari fai 3 anni a giocare e poi finisce la regola e veramente scendi in eccellenza, poi la delusione è ancora più forte che magari che ti senti, esatto. È una bella domanda, ma secondo me nella rosa ci sta a mettere, non so come si fa anche in B o in C, magari non so, magari tu puoi avere 15 over, esatto, 15 over e 7 under o under poi infiniti. Ricordi Benevento l'anno scorso che la seconda parte di stagione, quando aveva capito che non sarebbe salito, metteva under a cascata, però lì era un lascito economico e comunque è una valutazione che può fare la società, messa così magari è diversa. Esatto, quindi non lo so, secondo me la regola qualcosa bisogna rivedere, insomma. Invece ora possiamo finalmente parlare di... Nico, io vorrei velocemente, prima di fare... di tornare sull'attualità, così dato abbiamo fatto un salto nel passato, so che tu sei un affezionato del Bari, insomma un po' di tutte quelle squadre di quelle zone lì, quel Bari che vinse il campionato, se te lo ricordi. Io sono sicuro di ricordarmi almeno l'11 titolare. L'11 di Serie D? Marfella, Quagliata, Mattera, Di Cesare, uno tra... Caccioli o Mattera con Di Cesare, e poi uno tra Nannini e Turi, poi Amlili, Bolzoni, Mediana 2, Floriano, Brienza, Scaglia, Simeri e di là c'era, se non giocava Brienza giocava Neglia, se giocava se giocava Brienza giocava Piovanello, se non giocava Brienza giocava Neglia sottopunto, giocavamo 4-3-3 e delle punta volte. Anche Pozzebon. Pozzebon di Miro, sì. Poi c'era anche l'altro attaccante, Iadaresta anche. Io lo penso aver visto tutta questa. Poi c'era l'Angela. Perché poi era in diretta su DAZN, mi ricordo ancora. Sì, avevamo fatto la serie, diciamo. Chi era il tuo giocatore preferito, Nicola? Il mio? Sì.
Sì, devi dire per forza Floriano, se no... no. senza Floriano escluso facciamo. Floriano escluso Mattera perché giocava a Matera. Io Sì, esattamente sono di Matera, tu sei di Matera, di ok. Matera, perciò Mattera giocava. Sì, ha giocato, ha rischiato anche di vincere il campionato anche... So bene che perché non si è vinto quel campionato. Sai che io sono stato anche molto vicino al Matera un anno? Quando c'era il famoso L'anno che presidente. Esatto, l'anno che andai via da Foggia, che poi infatti in un'intervista Oteri lo disse, che mi chiamò dopo Foggia e poi alla fine ero andato a Carrara, perché poi sono andato a Carrara, poi sono ritornato a Foggia. Anche se il mio giocatore dilettantistico preferito a mani basse rimane sempre Nicola Strambelli. Infatti lo sapevo che me lo diceva. Nicola Strambelli mancino folle, giocatore nel cuore. Il gol Venezia, finale di Coppa Italia Serie C. Mamma mia. Che tra l'altro lui da Matera doveva andare a Lecce, però fece gol e fece il trenino. Gol incredibile. Mai più andato a Lecce. Beh, però quelli sono stati, penso, i momenti più alti del Matera nella storia. E poi c'era Di Lorenzo, io ho giocato contro Di Lorenzo. Sernicola che giocava no, era uno squadrone. Giovinco, fratello, che poi fino all'anno scorso giocava a Taranto. E alla fine il calcio è un mondo piccolo, gira tutto... Vabbè, poi quel girone C era molto bello in quegli anni. Sì. No, beh, quell'anno mi ricordo il Matera è arrivato a dicembre, era primo più 5 sul Foggia, se non mi sbaglio. Sì, Padalino arrivò, primi mai perché eravamo sempre noi, poi è arrivato il Benevento, ma il Matera è arrivato terzo poi quell'anno, se non sbaglio. Però l'anno dopo che poi vinse lo Stroppa. Sì, vabbè, diciamo lì comunque stiamo facendo non più bepi, no vabbè, ma questo calcio è calcio, questo è calcio, e poi questo me lo portavo nel cuore, me lo porto sempre nel cuore. Vabbè, detto questo, ora possiamo iniziare a parlare di girone B, dove anche qua abbiamo un ospite di assoluto spessore, ma prima prendiamo la solita classifica. La classifica, scusami. Come introduciamo il girone? Perché di termini tempistici adesso è il momento della scheda. Anche tu parlando di calcio ti sei perso. Sì, mi sono perso via. Folgore Caratese 51, Casatese Merate 41, Chievo Verona 40, Milan Futuro 38 insieme al Brusaporto, Villavalle 37, Leon 36, 35 poi inizia con Cagliero e Virtus Ciserano, poi tutta via le squadre e di metà classifica possiamo dire, mentre la zona diciamo molto pericolosa inizia col Breno a quota 29, 28, Varesina 22, Pavia 20, Nuova Sondrio 19, poi ora la Voghese dopo l'ultima penalizzazione quota 8 punti, sempre più fanalino di coda. Al volo ti chiedo se qua effettivamente secondo te il campionato ormai... secondo me la Folgore Caratese, a meno che veramente sbaglia tante partite, però sembra che abbia un buon vantaggio, quindi... Poi ha fatto veramente un ottimo campionato quest'anno la Caratese, ha avuto un piccolo calo ma è durato poco e quindi poi con la vittoria di domenica secondo me ha dato un po'... Sì, infatti. Ha dato una bella botta al campionato. Secondo l'Oltrepo speravo quasi un risultato diverso perché questi non è che possono continuare a perdere 4-1. Vabbè, esatto. Detto questo, iniziamo a parlare anche di quello che sarà il nostro prossimo ospite. Ora sì, va benissimo. Stiamo parlando di Antonio Palma, poi è un giocatore, possiamo dire che non ha bisogno di presentazioni perché è un giocatore che ha esordito anche in Serie A, ma comunque tra la C e la D ha fatto la differenza veramente in tutte le squadre in cui è andato. 18 presenze, 2 gol segnati, 2 assist messi a referto nel corso di questa stagione, l'82% dei minuti giocati, ma i numeri nel dettaglio arrivano qua dietro come sempre, i numeri a calcio vero. 1,36 passaggi filtranti per partita, il quarto di tutto il girone, 0,68 qua andiamo più verso l'1 per eccesso, passaggi chiave per partita, in questo caso è il decimo del girone, 0,28 passaggi intelligenti per partita. Poi Scout mi spiegherà qual è la differenza tra i chiavi intelligenti perché io li vedo e tendenzialmente sono quasi gli stessi. Sono quasi, sono praticamente gli stessi, la raccolta non ho ancora ben capito qual è la differenza. Sai perché, Nicola? Perché quelli intelligenti devi saperli fare per capire che sono intelligenti e tu non sei abbastanza intelligente. Allora devo fare un corso di recupero. Esatto. Ma il vero dato secondo me è 2,91 falli subiti per partita, che di solito dimostra sempre la qualità superiore, perché poi quando il giocatore non riesce a arginarlo lo devi buttare a terra. È sempre quella, gira e rigira, infatti in questo caso è il terzo di tutto il girone. Detto questo, andiamo a vedere anche sempre poi il video con le giocate migliori. Di Palma, oltre la capacità comunque di vedere la porta, perché essendo centrocampista vede molto bene la porta, e servire assist secondo me pazzeschi, perché poi qua quando si dice il giocatore che vede un po' il futuro, ha una buona visione, è quando cerca di prendere questi palloni qua. Sì, qua era l'alcione. Quando vedo queste giocate, vedi prima arriva la palla, vede la mezzaluna dell'attaccante, lo mette in porta.
Poi cioè, queste giocate secondo me... No, lui è un giocatore secondo me molto bravo, sì. Io da amante dei numeri 10 poi, come ho detto sì, che prima, poi lui a centrocampo può giocare un po' dappertutto. No, infatti quest'anno con la Leon, era un altro dettaglio che volevo toccare, sta giocando in posizione più avanzata, mentre con l'Alcione si era preso una situazione un po' costruire a due, play, può fare la mezzala. Sì, è un giocatore jolly di centrocampo, ma soprattutto dobbiamo dire che in realtà Antonio Palma, prima di firmare per la Leon, non so se è già arrivato l'ospite. Sì, ed è la prima volta che ce l'abbiamo doppio addirittura. È collegato sia con il computer che con il telefono. Adesso vediamo, non so, mettiamo dentro questo. Eccolo perché qua. mi va a scatti, non so perché vi vedo un po' a scatti. Mi sento benissimo, ma vi vedo un po' a scatti. Ok, quindi... per concludere, prima di firmare con la Leon, Antonio Palma l'ha commentata per Baby TV. È vero. ok. Perciò in realtà io penso e credo, poi glielo chiederemo direttamente a lui, se effettivamente ha scelto di continuare, perciò poi è ancora giovane, molto giovane, ci può dire che ha ancora tanti anni di carriera davanti, però se ha deciso di continuare dopo aver fatto la prima telecronaca con Baby TV ha detto vabbè ora va bene tutto, però nel senso... No, forse non ci sente. Potrebbe essere il collegamento. No, infatti credo anch'io, perché non era una bellissima battuta, però non è neanche così brutta. Non mi sento. Non sente. Allora lo tiriamo via e aspettiamo che si ricolleghi. Ora ritornerà. No, comunque avrà deciso di continuare, poi ha detto vabbè no, cioè se devo fare le telecronache adesso non mi sembra così bello come giocare. Esagerato. Poi Bordocampo l'ha mandato. Esatto, sarà stato lì che si sarà portato le scarpe nello zaino, se qualcuno si fa male magari entro, Tra faccio l'altro è un vedere. giocatore che anche quest'estate ne avevo parlato col Piacenza, perché lui era del Piacenza. Sì, no, infatti non trova, Quindi sì, non trova più spazio. c'è Allora stato intanto vediamo se qualche ci sente. chiacchierata. No, niente. Fa sempre molto ridere. Forse sì. Ah, ok. Ci siamo. Senti? Ok. Ok, ci siamo. Ok, perfetto. E allora Esatto. ripeto, se la decisione di continuare a giocare e di mettersi in mostra con la Leon è arrivata dopo la prima telecronaca con Baby TV. Ma in realtà no, il mio desiderio è sempre quello di giocare. Ho colto questa opportunità che mi ha dato Piero, che comunque a me piace guardare le partite e commentarle, quindi avevo colto la palla al balzo, però il mio desiderio era sempre quello di giocare. In quel momento purtroppo non avevo squadra e quindi mi sono dilettato in questa nuova veste. Perfetto. Invece ti voglio chiedere, partendo subito poi direttamente, qual era? Leon Caldiero, se non mi sbaglio. Sì, esatto. Ecco, e poi vabbè, qualche giorno dopo firmi proprio per la Leon. Cioè mister Memushai, ti voglio chiedere, è un mister che sta portando tante idee anche nuove per il calcio dilettantistico. Ti chiedo come ti stai trovando e soprattutto che mister è mister Memushai, visto che non abbiamo ancora avuto il piacere, cioè abbiamo avuto appena era arrivato, non è che ci ha spiegato ancora tutto. Ora sicuramente ci si può dare qualche info in più e chi se non uno dei giocatori cardine del suo gioco. Ma allora, certamente è un mister molto preparato, nonostante sia la sua prima esperienza con i grandi. Ha una preparazione incredibile e la dimostra negli allenamenti e nella preparazione delle partite. E vuole fare un gioco propositivo di dominio del gioco, ma è molto preparato anche nella fase difensiva, quindi direi che ha tutte le carte in regola per avere un grande futuro da allenatore. Ok, e invece la tua stagione personale con la Leon in questa veste anche diciamo un po' più avanzata rispetto magari a quello che hai avuto con l'Alcione, visto che spazi tanto, ti chiedo come ti stai trovando semplicemente. Sì, effettivamente è un ruolo che non avevo mai ricoperto con continuità come quest'anno. Diciamo che ogni tanto ho fatto anche il trequartista, però tendenzialmente ho sempre fatto il play o la mezzala. Comunque un ruolo che mi piace, sto cercando di impararlo anche io, cercando di mettere in pratica i consigli del mister, quindi sono contento anche, nonostante io sia uno dei più vecchi, di poter imparare qualcosa di nuovo, ecco. Quanta voglia, poi questa secondo me è la dimostrazione di quanta voglia c'è ancora di fare la differenza, perché mettersi a 32 anni in gioco, scendere di nuovo di categoria, possiamo dire, vero, dopo Piacenza in realtà si è rimasti in categoria, però si può dire che dopo l'Alcione, che era stata l'esperienza diciamo maggiore dell'ultimo periodo, scendere di categoria e intraprendere un nuovo ruolo, un nuovo percorso, credo sia un segno di dimostrazione sotto tutti i punti di vista. Invece io, proprio collegandomi all'Alcione, voglio fare una domanda che magari può essere anche un po' scomoda, perché parliamo sempre dei grandi mezzi che ha la Leon, dei grandi obiettivi che ha la Leon. Tu sei da qualche mese nella società di Vimercate, ti chiedo se in paragone con l'Alcione, che poi è l'altra squadra che ha trovato il professionismo, l'hai guidata anche tu, ti chiedo se effettivamente questa Leon ha già tutto pronto per fare anche quel passo, perché poi sappiamo che è solo questione di tempo, come dice tutta la dirigenza, ma come dicono anche gli addetti ai lavori.
Guarda, io me lo auguro e mi auguro di essere protagonista come con l'Alcione, per me sarebbe un sogno, un obiettivo bellissimo. Ho trovato una società molto organizzata, ambiziosa, che ha voglia di fare bene, quindi con persone molto serie che ci permettono di lavorare nel migliore dei modi. E ci sono ancora degli step da fare, a partire da quest'anno comunque stiamo facendo un bellissimo percorso, secondo me bisogna mettere le basi per riuscire poi a entrare nei professionisti. Però comunque la base a livello di centro sportivo, di struttura societaria, di serietà c'è sicuramente. Invece, tornando a Roberto, hai giocato 2 volte contro Palma in carriera, sono andato a cercare, perciò sono sicuro di quello che sto dicendo. Giocare nel Renati o Carrarese, No, però qua ora mi hai spoilerato una cosa, vabbè, poi dopo il danno che fa, lo ok. capirei tra poco il danno che hai fatto. Abbiamo un po' di memoria purtroppo. Io speravo ci fosse meno memoria in questa situazione. Mi state sorprendendo tutti oggi. Si vede che c'è chi ha fatto il professionista e c'è un motivo. Detto questo, tendenzialmente il mister, quando doveva affrontare quelle 2 partite che hai giocato contro, ricordi magari qualche dettaglio, come si prepara la partita quando c'è un giocatore del genere nel centrocampo avversario? Come Antonio dici? Sì. Ma tendenzialmente, cioè almeno io quando giocavo si parlava più di squadra più che il singolo, a meno che era proprio magari l'attaccante in sé, il centrocampista no. Magari, non so se giocava a play, magari qualcuno che andava a prenderlo a uomo, quello sì ci può essere, però è più una questione di collettivo, ecco. Magari perché tu eri la Carrarese sì, poi l'idea di campionato era diversa, diciamo. E invece allora la domanda dovevo farla al contrario. E quando Antonio Palma ha detto che c'era Floriano dall'altra parte, ti ha dato qualche tips oppure ha lasciato, soprattutto ai terzini immagino, ha dato qualche tips oppure allora, io sono comunque un appassionato di calcio, quindi cerco anche gli avversari ce li conosco più o meno tutti, quindi mi piace andare a vedere le abilità degli altri e ovviamente lo conoscevo già e era uno esterno che faceva la differenza sicuramente. Quindi i miei terzini, fortunatamente io non ero mai ad affrontarlo perché mi avrebbe messo sicuramente in difficoltà. E invece però mi ricordo sicuramente con la Carrarese, l'altra partita qual era? Non devo... ma in realtà poi si capirà, però non posso. Sarà una domanda del quiz. Perché c'è il quizzone dopo. E il quizzone non è che posso dirgli prima le domande. Ora va bene tutto, però non è che possiamo fare i favori. pensaci Antonio intanto, così perché Se lo vediamo digitare la va a cercare probabilmente. No, infatti. No. Invece, lasciando da parte un attimo la Leon, voglio chiederti un po' quello che è stato il tuo ritorno a Piacenza e cosa non ha funzionato, soprattutto nel corso di quest'estate, cosa diciamo un po' è successo, se vuoi fare anche un po' il punto della situazione, magari dire quello che è avvenuto. Guarda, dal mio punto di vista non so neanche darti una risposta, perché comunque sono andato l'anno scorso a gennaio in una situazione in cui il Piacenza era molto in difficoltà e l'obiettivo era la salvezza e ci siamo salvati. Ho fatto 1 anno e mezzo di contratto con l'idea di quest'anno di provare a vincere il campionato. Purtroppo quest'estate con l'arrivo del nuovo mister è stato subito deciso che io non dovessi far parte della rosa e non mi sono manco mai allenato con loro, correvo da solo intorno al campo. È stata una situazione molto spiacevole, deludente dal punto di vista umano perché credevo nelle parole che mi erano state dette, però purtroppo fa parte del calcio, fa parte della vita e fortunatamente poi si è presentata la Leon che mi ha dato l'opportunità di divertirmi di nuovo. Perfetto. Sicuramente però è una delusione grande, proprio grande perché ci credevo tanto nel progetto e per me Piacenza, ero già stato in Serie C, valeva tanto, cioè è una piazza che comunque mi ha dato tanto, indossare quella maglia è speciale, lo si vede adesso quando vanno in trasferta, ti dà qualcosa di diverso. Peccato, è andata così, pazienza. Io chiedo anche a te, direttore, te la faccio doppia, se da direttore magari in questi 2 anni, per in poco tempo, hai magari deluso le aspettative di qualche giocatore rispetto se può essere successo, e poi invece da calciatore se c'è stato quel direttore che ti ha deluso le aspettative. Ma allora, deluso non lo so, bisogna chiederlo ai ragazzi, però io credo che bisogna cercare di essere sempre sinceri. Cerco di essere sempre sinceri dall'inizio, sia nel bene che nel male. Anche secondo me una delle cose forse più brutte del direttore è dover mandare via magari delle volte dei giocatori o che comunque giocano meno, e non è semplice, però secondo me fa parte del nostro ruolo e bisogna farlo, quindi bisogna essere chiari e sinceri con i ragazzi.
e penso di esserlo sempre stato, almeno non mi è mai capitato che qualcuno me l'abbia detto poi, e spero di essere così, insomma. Mentre poi che mi ha deluso no, sì, sicuramente magari ci rimani male, ma sai che il percorso del calciatore si fanno delle scelte, direttori, allenatori, proprietà, ci sono 1000 motivi. Chiaro, per dirti, io quando ero in B a Foggia andai poi a Bari in D, dove mi avevano promesso il rinnovo, e poi invece è finito il calciomercato, mi avevano detto guarda resti a scadenza, e poi vabbè mi chiamavo il Bari, però anche lì un po' ci ero rimasto male al momento, però fa parte del gioco, diciamo. Del gioco. Ma se posso aggiungere, cioè, io non contesto la decisione tecnica, che è assolutamente a discapito di ogni professionista, appunto stiamo parlando di un direttore, di un allenatore. La cosa che mi è dispiaciuta è che io non ho fatto parte della squadra, okay, non mi sono allenato, ero in un altro spogliatoio, cioè cose che per un ragazzo che si è sempre comportato bene e non ha mai mancato di rispetto a nessuno, mi hanno fatto male, ecco, tutto qua. Poi la decisione di mantenere un giocatore o no va sempre rispettata e fa parte delle scelte di un direttore, di un allenatore, quindi da quel punto di vista non c'è nessun tipo di rancore. È solo a livello umano, per un ragazzo anche molto sensibile, non è stato piacevole. Mi viene spontaneo chiederti se credi che comunque il Piacenza abbia intrapreso, a prescindere dalla situazione magari spiacevole che è avvenuta nei tuoi confronti, se abbia intrapreso la strada giusta poi per tornare magari nel professionismo. Ma guarda, ti posso parlare a livello, nonostante la mia esperienza sia stata negativa, a livello societario, società organizzatissima, che c'entra poco il dilettantismo, quindi hanno mantenuto l'organizzazione che c'era in C, quindi sono pronti per riuscire a tornare nei professionisti. È ovvio che hanno avuto un girone molto complicato, quindi non è neanche così semplice riuscire a vincere con tante squadre che competono, ecco. E rimanendo invece sempre sul climalcione tutto, abbiamo avuto anche il direttore Mavilla qualche settimana fa qua come ospite. Chiedo anche con l'Alcione come è andata e poi come mai si è presa con la decisione di separarsi dopo 2 anni e mezzo più che intensi, credo, perché poi la promozione, quella che vi è stata anche tolta, cioè diciamo sono stati 2 anni e mezzo molto impegnativi. Sì, posso dire che 2 anni e mezzo dal mio punto di vista bellissimi, probabilmente i migliori della mia carriera. Avevamo creato un gruppo bellissimo, ci divertivamo, vincevamo in campo e non me ne sarei mai andato, ti dico la sincera verità. Il mister ha ritenuto che dal punto di vista fisico non potessi reggere la categoria e quindi sono dovuto andare via. Okay. Beh, una scelta tecnica, okay. Quindi non io l'avevo visto tra l'altro metano di Alcione, aveva fatto, cioè giocava comunque. Sì, avevo giocato tante partite. Esatto, io mi ricordo qualche partita, questa scelta dispiace, sì. però preferisco una scelta di questo tipo che viene detta in faccia e si prende atto e si va avanti. Quindi sono stati onesti con me e ho dovuto a malincuore lasciare comunque una scelta che mi ha dato tanto e a cui ho dato tanto, e quindi ci hanno sempre legato, diciamo, all'Alcione. Comunque abbiamo fatto la storia di quella società. Sono convinto che l'Alcione rimarrà per molti anni nei professionisti, magari hanno anche l'ambizione di andare in Serie B, quindi un pezzo di storia l'abbiamo costruita noi qualche anno fa e ne sarò sempre orgoglioso. Perfetto, invece appunto ritornando alla Leon, abbiamo parlato, ora che sei comunque arrivato a 32 anni, ti chiedo se l'intenzione ormai è quella di aprire un capitolo, diciamo, più o meno lungo con questa società. Guarda, a me piacerebbe tanto, te lo dico sinceramente, mi trovo molto bene e dal mio punto di vista non ci sono problemi per continuare. Ovviamente adesso dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi, però io do la mia massima disponibilità per continuare a crescere. Comunque ho tante esperienze e credo di poterla mettere a servizio della squadra dentro e fuori dal campo, quindi dal mio punto di vista sei pronto a continuare. E prima di passare al quizzone ti chiedo se effettivamente ormai i playoff li vedete come un traguardo che al primo anno di Serie D sarebbe un traguardo incredibile, ma dopo i risultati, visto che avete battuto anche la capolista e siete in poche parole gli unici a esserci riusciti, penso da 4 mesi a questa parte, chiedo se ormai siete consapevoli che è un obiettivo magari alla portata anche. Sì, cioè siamo consapevoli che abbiamo un valore importante, quindi che tramite il lavoro possiamo riuscire a stare in quelle posizioni. È ovvio che ci sono tante squadre molto attrezzate, quindi sarà bagarre fino alla fine. Noi adesso
se riusciremo a vincere domenica, probabilmente saremo salvi al 100%, quindi da lì in poi potremo divertirvi. Magari sognare questo playoff, che comunque sarebbe veramente qualcosa di importante per una squadra neopromossa. Abbiamo visto che comunque ce la possiamo giocare con tutti e ci proveremo fino alla fine. Perfetto. Ora possiamo andare invece col quizzone e partiamo subito con la prima domanda. Perciò sono stati 2 gli scontri con il direttore Floriano. Posso chiederti quali sono stati ed il risultato? Allora, aspetta, mi deve dare una mano lui, nel senso che lui andò a Carrara a gennaio, giusto? No, io avevo fatto tutto l'anno a Carrara. E allora andate e ritorno. Sì, giusto, però è il risultato, era quella la cosa difficile. Allora, sì, un attimo. Allora, A Renate era il ritorno? Sì. No. Sì. Sì, secondo me perché... Sì, come ne ho segnati io era il ritorno. Ok, allora l'andata pareggiammo. Giusto. 0-0. Giusto. Cavoli, bravo Anto. Questo non lo ricordavo neanche io. Al ritorno feci gol. Sì. No? Al ritorno 1-0 per noi. Giusto. E di 9 anni fa. È un doppio scontro di 9 anni fa, incredibile. Sì, è vero. Questo qua merita il set di pentole. Mi sa che avevano mandato via poi l'allenatore, tra l'altro, a noi, mi sa di sì. Questo è un risultato incredibile, onestamente. Infatti quelle dopo, cioè sono sceso di livello che ho detto la prima l'ho fatta così stronza, passatemi in tanto sono su YouTube. Quelle dopo me le ricordo quasi tutte. Poi dopo Carrara era uno dei miei campi preferiti, cioè veramente era bello giocare su quel sintetico, quindi mi ricordo, avevo fatto tante partite lì e mi piaceva giocare lì. Andiamo con la seconda. Questa era facile, ormai è facile, ormai me le leggo e dico che sono facili. Vabbè. Quante presenze hai messo a referto nel corso di questa stagione? Allora, non lo sapevo, ma l'hai detto prima tu 18, quindi... me l'ho fatto apposta in realtà. Sono attento. Domanda sul nostro ospite. Dimmi 5 squadre in cui ha militato Roberto Floriano. Allora, ok. Probabilmente nei professionisti Trizium la prima. Giusto? Mamma mia, ma chi abbiamo qua di fronte a noi? Il mio prossimo collaboratore. Vabbè, Carrarese, ma ancora voglio giocare. No, quando smetterà allora. Scusa. Palermo, Foggia, Carrarese, Sì. Trizium, San Giuliano, credo abbia finito. Ah no, Desenzano. San Giuliano. Vabbè, Ne abbiamo dette addirittura 6, perciò giustissimo, passate anche questo. Antonio. Allora, sono 2 giocatori con cui ha condiviso lo spogliatoio a Cittadella che attualmente giocano ancora in Serie B. Di chi stiamo parlando? allora, Antonio Barreca, Sì, nel Padova, giusto? sì. E... Adesso un attimo che ci penso. Ci sta Deve mettendo essere il abbastanza cuore, giovane, perché comunque era una squadra un po' vecchiotta, quindi quanti hanno smesso? Ah no, Leonardo Mancuso. Giusto, anche questa è giusta. Fortissimo. No, veramente, Non ne abbiamo avuti tanti, ma così forti pochi. Forse nessuno. In entrambe le stagioni con l'Alcione in Serie D hai segnato lo stesso numero di gol. Quanti? Sì, 5. Giusto. 5-5. E questa però secondo me qua può cadere, perché questa è tosta. Questa è la domanda preferita del nostro regista. Aia. Il santo patrono di Vimercate. Qua cado. Questa non c'entra perché non c'entra col calcio. No, sinceramente non mi cogli impreparato. No, perché sennò se sapevi poi il numero di maglia del patrono, quindi che aveva giocato a Carrarese nell'87-88. Vabbè, io ti dico, sparane uno perché non è un nome così inconsueto. C'entra con qualcuno in trasmissione? No. No. Dico Andrea, non lo so. No, niente, era Stefano, però vabbè, peccato. Peccato. L'ultima, esordi in Serie A in Udinese Atalanta, quanto è finita e chi ha segnato? Allora, è finita 2-1. Ha segnato Di Natale. Sì. Qua mi viene De Luca. Giusto? E il 2-1 dell'Udinese. Di Natale di nuovo? Giusto. Anche questa è altra. Questa ormai tanti anni fa. Tra l'altro gli avevo chiesto la maglia, ma si fece male, quindi uscì in barella e non avevo più l'opportunità di vederla. Perché era uno dei miei preferiti. Da un collezionista di maglie penso sia la cosa peggiore. Al volo, poi torniamo seri. L'ultima che mi è capitata 2 settimane fa, sono andato a vedermi
Entella Spezia, mi ero messo d'accordo col centravanti Guiu che mi doveva dare la maglietta, espulso al 30°. Vabbè. Detto questo, invece ora ti faccio una domanda seria: com'è stato esordire comunque in Serie A, esordire contro quell'Udinese, contro quel di Natale? Ma ormai purtroppo è tanto tempo fa e non sono riuscito poi a dare seguito a quella gioia, però è stata comunque il coronamento di un percorso bellissimo fatto all'Atalanta da quando ero piccolo. A quel punto un po' me lo aspettavo, comunque avevo fatto tantissime panchine, ero spesso con la prima squadra ed è stato bellissimo, cioè probabilmente sicuramente la gioia più grande della mia carriera. Ti ripeto, poi purtroppo non sono riuscito come si dice, a rispettare un po' le aspettative che avevo su me stesso, che avevano anche gli altri su di me, però rimane sempre una gioia immensa. E invece ti voglio chiedere qual è a questo punto il giocatore più forte con cui ti sei allenato, con cui hai condiviso lo spogliatoio? Allora, a livello di Atalanta il mio preferito era Cigarini, e era un mostro, giocava nel mio ruolo, quindi io lo stravedevo per lui. E ho avuto la fortuna di fare le nazionali giovanili e mi ricordo che Berardi già giocava in Serie B ai tempi, era incredibile. Che Cigarini poi l'esempio di costanza, perché fino all'anno scorso giocava ancora alla Reggiana. Sì, io l'ho incontrato in C qualche anno fa e anche in Serie C, che comunque i campi sono brutti, che ritmi totalmente diversi, lui insegnava calcio lo stesso, quindi nel senso, quelle qualità ho preso la maglia ovviamente perché ce l'ho anche dell'Atalanta. Okay. È sempre stato uno dei miei preferiti, ecco. Perfetto. Ora possiamo prendere il prossimo turno. Vai regia. Prossimo turno. Con Breno Virtus Ciserano Bergamo, Brusa Porto Castellanzese, Caldiero Terme Milan Futuro, Folgore Caratese Casatese Merate, Nuova Sondrio Pavia, Oltrepo Chievo Verona, Real Calepina Leon, Varesina Scanzo Rosciate, Villavalle Vogherese. Arriva la Real Calepina per Antonio, non so se, penso lo sappia perché ormai abbiamo capito che conosce tutto di tutti. Arriva la partita contro quello che è stato un po' un mister molto importante per la società, mister Joelson, un mister che sappiamo interpretare le sue partite in maniera, diciamo, essere il capo dei giochisti della Serie D, passatemi il termine, e di conseguenza contro un Memushai che anche lui è uno che abbiamo capito vuole giocare molto a calcio. Ti chiedo che partita si prospetta. Beh sì, sicuramente mi hanno parlato molto bene di Joelson, comunque ha avuto tantissimi ragazzi che sono nella nostra squadra, sono stati allenati da lui e ha lasciato un bellissimo ricordo. Già all'andata mi ha fatto una bellissima impressione e sarà una partita molto complicata perché hanno un grande palleggio. Diciamo che noi stiamo già studiando delle contromosse per riuscire ad arginarlo e a dominare noi il gioco. Speriamo di riuscirci perché comunque è una squadra che mette in difficoltà tutte. Poi dopo il fatto che gioca tanto può concedere con degli errori, quindi dovremo essere anche bravi a sfruttarli, ecco. E passo al direttore al volo. Direttore, quanto è più difficile dare un'idea di questo tipo a una squadra non solo di Serie D, ma soprattutto una squadra di Serie D che lotta per salvarsi? Perciò è una squadra che il suo mantra dovrebbe essere l'1-0, è meglio di qualsiasi altro tipo di risultato. Diciamo no, che la squadra prende sempre assomiglia sempre all'allenatore, quindi Joelson io l'ho vista anche a Real Calepina un paio di volte mi sembra, e tende sempre a giocare, a fare il loro gioco. Delle volte può essere anche controproducente, no? Perché magari delle volte puoi far tanti gol ma ne subisci anche tanti, però sono sempre dell'idea, il bello del calcio è proprio questo, che ognuno ha la sua idea e deve trasmetterla alla propria squadra, quindi come prima abbiamo parlato di De Zerbi, non cambierei mai il modo di De Zerbi. Joelson comunque ha una sua idea e continuerà a portarla, quindi ci sono pro e contro, e da come so, che ha detto anche Antonio, Memushai, la Leon non l'ho ancora vista con Memushai, però tendono a giocare, esatto, quindi esatto. Io l'ho visto 2 settimane fa. Meno estremi, dai, se posso dire. Esatto, un po' meno integralisti magari, perché Joelson è abbastanza integralista. Però comunque l'idea anche del mister nostro è di quella di riuscire a dominare il gioco, che comunque per un giocatore è la cosa più bella. Dal mio punto di vista più bella, perché comunque avendo la palla hai più possibilità di determinare. Se la palla ce l'hanno sempre gli altri è più difficile metterli in difficoltà. Poi giocando anche sulla tre quarti penso aumenta ancora di più la voglia di avere una squadra giochista, perché si è ancora più vicino alla porta quando la si prende, e se la si prende più spesso. Sì, diciamo che
io la porta non è che la vedo tantissimo, in quello vorrei tanto migliorare, spero di riuscirci. Non sono uno che ha quell'istinto del gol e mi piacerebbe in questa fase finale di carriera di riuscire a migliorarla, se questo sarà il mio ruolo. Prima probabilmente toccavo molti più palloni, perché comunque un ruolo diverso. Esatto, un ruolo diverso, molta meno pressione. Il trequartista comunque hai sempre tendenzialmente gli avversari addosso, comunque è più difficile, però ti ripeto, è un ruolo nuovo che mi sta piacendo e che voglio migliorare allenamento dopo allenamento. Perfetto. Ultima, prima di salutare Antonio, che poi è una domanda doppia, prima inizio con Antonio, poi rispondere anche tu. Qual è la maglia più bella che conservi nel tuo armadio? A livello estetico o a livello di importanza? No, io di solito parlo sempre di importanza, ecco. Poi bella, estetica, vabbè. Vabbè, tutte belle. Tralasciando quella dell'esordio che è comunque incorniciata, per me la maglia del Piacenza va sempre un valore importante, anche se devo dire che adesso che il Como è tornato, è una realtà fortissima del calcio italiano, quella del Como che ho indossato i primi anni di carriera era molto bella. Giocare in quello stadio è stato comunque una bellissima esperienza. E invece d'avversario, cioè nel senso quella di un tuo avversario che conservi con più gelosia magari? Ne ho un po', perché appunto sono sempre stato appassionato, ne ho due di Miccoli, una del Palermo e una del Lecce quando ero in Serie C che giocava alla Nocerina, però se posso dire ne ho le due a cui sono più affezionato sono quelle di Totti, che ho preso all'Olimpico, e di Pizarro perché è sempre stato il mio preferito. Bel giocatore. Belle, gran belle maglie. Sì. E invece ci spostiamo di qua e di qua che risposte abbiamo? Ma sì, io forse l'esordio in B col Foggia, ma anche quella della vittoria dei playoff col Padova, con la maglia del Palermo. Sono tra le due, dai, forse quelle più significative, più belle. Poi esteticamente ce ne sono tante belle, quindi però quella nera del Palermo, quella era bella, quella nera. Sì, c'è anche quella militare, avevano fatto un po' di anche De Laurentiis col Bari, comunque aveva sempre qualche particolarità con le maglie, esatto. E invece dell'avversario? No, io invece non ero uno appassionato cioè mi sono fatto dare poi le maglie degli amici, da Iori, una del Cittadella, mi sa che avevo giocato con Iori, quindi poi me l'ha regalata, di Cesare o Antenucci a Bari che me l'hanno regalata, ma più per amicizia che per non sei un non sono, ma neanche delle mie, cioè ce l'ho giusto una ad anno e poi regalavo agli appassionati. Ecco. Chissà che perché se fossero tutti appassionati nessuno li regalerebbe, Nicola, quindi no, infatti io che sono un vero appassionato non regalo niente. Esatto. No, io prima di salutare l'ospite volevo chiedergli, dato che comunque abbiamo visto e notato che conosce bene, se quando finirà di giocare, si spera chiaramente il più lontano possibile, se si vede più come allenatore, come direttore o come magari fuori dal mondo del calcio, anche se non credo. Questa è una bella domanda un po' esistenziale della mia vita in questa fase. Diciamo che mi piacerebbe comunque rimanere in ambito calcistico, perché comunque, come si è notato, è la mia più grande passione. Insieme a un mio ex compagno Roberto Candido abbiamo un'academy che facciamo tecnica individuale ai ragazzi, organizziamo Inter Summer Camp, quindi stiamo costruendo anche qualcosa al di fuori del rettangolo giocato. Però, se devo essere sincero, preferirei fare il direttore, anche se ultimamente sto vedendo diversamente il ruolo dell'allenatore, probabilmente perché sto invecchiando, in maniera un po' più tattica. Anche con l'allenatore che abbiamo adesso sto imparando cose nuove, comunque a livello tattico come dicevo prima, è molto preparato, quindi mi piace anche capire perché facciamo determinate cose e cercare di fare mie alcune nozioni, ecco. Noi il consiglio dell'allenatore in questo caso non possiamo dare di nuovo, perché però da direttore secondo te è meglio il direttore, visto che comunque ti trovi in mezzo. Qual è più fatico, qual è più impegnativo almeno? Allora, secondo me tra procuratore, allenatore e direttore ognuno ha le sue magagne, insomma, perché l'allenatore secondo me è quello che probabilmente devi stare sempre lontano dalla famiglia, perché fondamentalmente il direttore o quella via di mezzo, anche se io sono il classico che sta tutti i giorni al campo e tutti i weekend a vedere partite, quindi a livello di tempo per le famiglie sicuramente se vuoi farlo secondo me bene
le famiglie. Il procuratore è quello un po' più libero, ecco. Quindi secondo me il procuratore è quello che guadagna di più e che è più libero. Però io ho la passione, cioè almeno per come vivo io, intanto voler vedere il campo, i ragazzi e poi l'adrenalina della domenica ce l'ha l'allenatore e il direttore. L'allenatore probabilmente ancora di più del direttore. A me il mio ruolo piace, so che non è semplice, è molto difficile, però è il ruolo che negli ultimi anni avevo sempre in testa di fare e adesso vediamo Antonio se capirà il suo futuro al massimo. Lo chiamerò come quello giovani e farli che poi in futuro diventeranno giocatori di Serie A, quindi quelle sono le cose, le soddisfazioni più belle. Cercare anche dal punto di vista umano di tirare fuori il meglio dai propri ragazzi, che sia direttore, allenatore, comunque entrare in empatia, qualcosa di diverso rispetto a tanti allenatori che ho avuto o direttori che ho avuto, che molto è quello che dicevo, la soddisfazione più grande è quella proprio di viverli, crescere, farli crescere, magari insegnargli anche qualcosa, ma come loro ti insegnano qualcosa, perché ogni giorno ti insegnano anche i ragazzi qualcosa, però quella poi è la soddisfazione più grande, non so, anche vedere qualche giocatore che magari l'anno prossimo va in C, come diceva Antonio, o comunque gente che magari ci credeva meno in quel giocatore, invece io ci ho creduto, e quelle sono cose che ti danno un po' più soddisfazioni, dai. Però dall'altra parte intervengo, c'è magari anche la delusione che può provare un direttore, magari che vede in un giocatore qualcosa che magari quel giocatore in quel momento può essere anche che non riesca a capirsi da solo, tra virgolette, e quindi magari poi non... Cioè non è che dico che poi passa il direttore per lo scemo, ok? Però... No, il direttore ci prova, almeno io sono uno che parla poi con i ragazzi anche tanto singolarmente, quando li vedo che giocano meno, quando giocano anche tanto, o stanno facendo bene o meno bene, e cercare di farli crescere, di fargli capire anche le dinamiche del momento e di continuare a sognare, perché poi fondamentalmente il calcio è lo sport, almeno per me, il lavoro più bello al mondo, quindi... Sì. Devi sempre avere il sorriso. È una bella domanda, sincera, cioè veramente una bella domanda, però io dal mio punto di vista avrei la mia esperienza, che comunque è di uno che non ce l'ha fatta fondamentalmente, quindi potrei aiutare i ragazzi che possono farcela a capire anche il motivo, oppure i momenti no, cioè ci sono tante cose che uno che ha giocato a calcio può portare. Sì, Antonio, però ci sono tante dinamiche, cioè in senso non è solo tu da direttore, tante volte puoi provare, ma ho anche esempi, in senso non faccio i nomi, ma esempi, ragazzi in cui ho creduto tanto, gli sono stato dietro tanto, eppure cioè, gli parlavi oggi e dopo mezz'ora si comportava nello stesso modo, quindi cioè, e tu comunque li stai dietro, gli dici anche guarda che se hai bisogno di andare a cena fuori, andiamo a cena fuori, se ti lasci con la fidanzata chiamami, ti do una mano, cioè, però per dire, no, perché provi, no, a coinvolgerli e farli rendere al massimo. Però poi secondo me è anche il giocatore in sé che deve avere quella voglia che magari tu avevi, no? Di voler dimostrare, o io o a tanti giocatori, e qualcuno quella cosa finché non fa lo scatto delle volte ci provi. Sì, no, ma io dicevo che cioè io non ce l'ho fatta, nel senso che non sono riuscito a rispettare le aspettative, quindi sì, beh, è incredibile, cioè, potrei aiutare dal punto di vista dei momenti di difficoltà, non certo. l'ho fatta, capito? Per proprio quello io dico che magari credere anche nei momenti in cui un giocatore è più in difficoltà e capire il motivo, poi ovviamente come hai detto tu prima ci sono quelli che non capiscono e bisogna arrivare hanno bisogno di più tempo, perché non è detto che non capiscono magari in quel momento la fortuna che hanno anche, no? E quindi cerchi di dirgli non perdere tempo, continua, lavora, perché tanto qualcosa ti torna. Però poi non è sempre così semplice. A me l'affermazione che mi è piaciuta più di tutte, io non ce l'ho, cioè Antonio Palma aveva giocato 250 partite in serie C e ha detto io non ce l'ho perché gli obiettivi probabilmente di Antonio erano più alti, o le sue aspettative erano più alte. In paragone, da direttore lo stai vivendo, penso, ma anche Antonio ha vissuto le piazze e lo vede soprattutto negli under di cui parlavamo prima. Ci sono gli under appunto adesso vediamo in Serie D che arrivano il 2007-2006 di turno, che si sentono giocatori, e invece c'è Antonio Palma che ha giocato 250 presenze in Serie C, ne ha giocate probabilmente altrettante, sta arrivando a giocare altrettanti in Serie D, e tuttora dice che ha esordito in Serie A, ha giocato in Serie B e tuttora si vede che è un ragazzo umile, l'umiltà comunque secondo me paga sempre in generale, quindi sì. Però è così. Fa capire anche quanto anche posso dare una mano magari proprio a quelle persone a togliersi un po'. Fare i calciatori, tu l'hai fatto a livello un po' più alto del mio,
però è Serie A, Serie B, Serie C. Ma sono d'accordissimo, infatti però... più scendi in categoria peggio è, nel senso più si sale, più umiltà c'è nei ragazzi, secondo me. È così, assolutamente. Cioè, io ho avuto la fortuna di allenarmi con giocatori di Serie A e avevano un'umiltà pazzesca, cioè anche la voglia di lavorare ogni giorno e volersi migliorare, quella è quella che bisognerebbe trasmettere ai ragazzi di oggi, che comunque fanno qualche partita e si sentono già arrivati, ma anche il mondo di adesso è un po' così, quindi con i social e tutto. Esatto, è cambiato proprio il tempo. Una volta per salire di categoria ci voleva molto più tempo, dimostrare molto di più, adesso basta poco, diciamo così, delle volte. È come diventare famosi, no? Dai, prima per diventare famosi devi fare qualcosa, adesso diventano famosi tutti. Prima per diventare calciatore devi fare qualcosa, oggi sono calciatori tutti, no? Vabbè, era così. Magari anche le tante squadre in Serie D, ecco, quello che è l'ampliarsi sempre di più della categoria. Poi, detto questo, io posso salutare Antonio e ringraziarlo per questa grande conversazione di calcio vero, perché questo è stato calcio vero. Grazie a voi. È stato calcio vero. Sì. Continuo a confondere, troppi mister. Grazie mille ancora. Ciao Antonio, buona serata. Grazie. Buona fortuna per domenica. Grazie, ciao. Faccio fatica oggi. Io un'ultima curiosità, che è una curiosità incredibile. Sei nato in Germania e hai giocato, penso, alle scuole calcio, tutta la tua prima parte della tua carriera in Germania. Quanto cambia? Visto che comunque... Allora, io sono stato fino a 11 anni in Germania, poi mi sono trasferito all'Inter perché, vabbè, i miei stavano in Germania. Cambia che erano già pronti con le strutture. Cioè, io giocavo in una squadra, avevo fatto il settore giovanile, una squadra di tipo Serie D o C2, adesso non ricordo bene, ma c'erano 6-7 campi in erba. Fondamentalmente poi il periodo invernale invece andavi nelle palestre perché c'era la neve, esatto, e quindi già in quello si capiva l'organizzazione, che in Germania comunque le strutture già, e ti parlo veramente adesso di 30 anni fa, le strutture erano già molto più avanti di noi. Io ero curioso di questa, e infatti non a caso ci stanno recuperando sotto tutti i punti di vista. Poi alla fine si parla sempre il calcolo sui mondiali e ci stanno rimontando assolutamente a un passo da gigante un po' tutte ormai. Ormai è pesca e caccia grossa per noi. Detto questo, io non so se il nostro regista, perché è un regista un po' feo, è un regista di centrocampo quasi, perché poi ogni tanto ti butta lì la domanda, non so se il regista ha qualche curiosità. No, allora se vuoi ti dico il numero 7. Vero, ma guarda, però è chiaramente un riferimento, ti direi Floriano a questo punto, no? Ha fatto la Serie D, giustamente. Mi prendo il Floriano, quello dei dilettanti, e non mi prendo quello forte dei professionisti. Però ti dico questo così per chiudere il cerchio di inizio puntata. Il cerchio di inizio puntata. Noi abbiamo dato un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Detto questo, chiudendo con questa massima qua, posso salutare tutti, ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito e ci hanno ascoltato. Come sempre ricordo i nostri prossimi appuntamenti, che sono la domenica le partite di eccellenza in diretta, il lunedì D-Time dalle ore 20, il martedì Campetto, la nuova trasmissione, il giovedì abbiamo Eccellentissima prima e poi c'è Zona Eccellenza, scusate, Eccellentissima era prima la settimana Eccellentissima, poi Zona Eccellenza, non so perché questo cambio, Zona Eccellenza, e poi c'è di nuovo, abbiamo Calcio Vero. Detto questo io ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Ciao, buona serata.